Radio Magica presenta Krampus. Vittoria Malignani racconta la leggenda di Krampus nell'Alto Friuli. Tanto tempo fa, in un paesino sperduto tra le montagne della Val Canale, neve e gelo erano arrivati troppo presto, impedendo ai contadini di raccogliere provviste sufficienti. Le riserve di cibo erano sempre più scarse e non bastavano a sfamare tutti gli abitanti. Nella vallata vivevano anche alcuni giovani, stanchi di non avere quasi nulla da mangiare sulla tavola. Il gruppo decise di ritrovarsi in gran segreto per risolvere la questione. «Non ci vedo più dalla fame. Andiamo a rubare nelle case dei contadini. Qualcosa avranno pur messo da parte», disse uno dei ragazzi. «E come facciamo?» gli risposero. «Ci correranno dietro col forcone». «Faremo così», disse il più furbo. «Ci travestiremo da diavoli e li spaventeremo. Gli verranno tutti i capelli bianchi e scapperanno terrorizzati». «Buona idea», esclamarono in coro. Il giorno dopo i ragazzi recuperarono tutto quello che serviva per travestirsi: vecchie pelle di animali, pellicce di capra, corna prese da trofei di caccia, fruste e campanacci. Lavorarono senza sosta. Intanto fuori il sole calava, lasciando posto alle tenebre. La neve iniziò a scendere fitta. Il vento ululava come un lupo affamato. «È il momento giusto. Scenderemo in paese stanotte», disse uno dei ragazzi. Così, una volta travestiti da diavoli, i giovani si prepararono a terrorizzare i contadini. Entrati in paese, iniziarono a sbattere i campanacci e a scuotere le catene. Grugnivano come bestie selvatiche. I poveri abitanti del villaggio si affacciarono alle finestre e quando videro quello spettacolo furono presi dal panico. Chi si nascondeva, chi balbettava, chi se la faceva sotto dalla paura. «Aiuto! Aiuto! Chi ha aperto le porte dell'inferno? Scappiamo prima che questi diavoli ci portino via!» Molti fuggirono in preda al terrore, lasciando le case indifese. E così, come una bufera attraversa la valle, i giovani diavoli attraversarono le vie del paese, facendo razzie di cibo. All'alba, nelle abitazioni, rimasero solo freddo e silenzio. La bravata esaltò i giovani, che sempre più insaziabili decisero di fare razzie anche in altri paesi, e la paura presto si diffuse in tutta la valle. Una sera si ritrovarono come al solito per banchettare e festeggiare, ma tra di loro si era aggiunto qualcun altro. La strana presenza se ne stava in disparte e li osservava da sotto il mantello, con occhi lucenti. Uno dei ragazzi fermò i festeggiamenti, si voltò verso la figura incappucciata e annusò l'aria. C'era un odore opprimente. Era senz'altro zolfo. Tutti gli sguardi si rivolsero al nuovo arrivato. Chi sei?» gli chiesero, ma non ci fu risposta. Solo uno sguardo intenso. Poi uno dei ragazzi gli guardò i piedi. Erano zoccoli di capra. «Oddio, ma questo è il diavolo in persona!» A quelle parole tutti scapparono a gambe levate, lasciando lì il bottino. Corsero verso il paese, gridando disperati mentre il diavolo li inseguiva. Bussarono a ogni porta, supplicando: «Aprite presto! Qualcuno ci aiuti!» Ma nessuno li aiutava. Il diavolo li aveva quasi acchiappati, quando una porticina si aprì. Era la casa del prete. I giovani entrarono, pallidi e ansimanti. L'uomo li guardò sbigottito e pretese delle spiegazioni. Fu così che i ragazzi confessarono le loro malefatte, tra le lacrime e la vergogna. «L'avete combinata proprio grossa. Oltre ad aver rubato, avete anche attirato il diavolo nella valle. Qui l'unico che può rimandarlo all'inferno è il vescovo Nicola». Nei giorni e nelle notti successive, nessuno ebbe il coraggio di uscire di casa. Qualche giorno dopo, un tintinnio di campanelli ruppe il silenzio nella valle. Una slitta trainata da un cavallo bianco stava entrando in paese. Era il vescovo Nicola,
La gente si riversò in strada, esultando di gioia. Nicola volle subito vedere i giovani, che piangendo disperati si inginocchiarono ai suoi piedi e domandarono perdono. Il vescovo accarezzò le loro teste e disse: «Caccerò il demonio e libererò la valle, ma voi dovrete chiedere perdono ai contadini e restituire quello che avete rubato». I ragazzi ubbidirono. Poi il vescovo Nicola benedì tutti quanti e la pace ritornò. Era il 5 dicembre di un tempo che nessuno ricorda più, e da allora la tradizione vuole che ogni anno il vescovo, diventato San Nicola, ritorni in visita in quei luoghi. Lo accompagnano i ragazzi vestiti da diavoli, che tutti chiamano Krampus, per via dei loro artigli e dell'aspetto che ricorda quello del demonio. E che paura quando arrivano! Sì, perché quelli che si sono comportati male vengono rincorsi e prendono sonore bastonate. Chi invece è stato bravo riceve in dono qualche dolcetto dal santo e dagli angeli aiutanti. Tutti i racconti del progetto Smart Radio sono disponibili su radiomagica.org/smartradio.